È scontro tra Enrico Marchi, presidente della SAVE, e il PD veneziano. Gli azionisti della società che gestisce lo scalo aeroportuale si spartiranno 100 milioni di utili e i parlamentari Michele Mognato e Andrea Martella hanno presentato un'interrogazione parlamentare per verificare che la spartizione sia legittima. Il pensiero degli esponenti del centrosinistra è tutto centrato sugli investimenti che la SAVE si è impegnata ad affrontare nei prossimi 10 anni per un ammontare di 410 milioni di euro. Enrico Marchi invece usa un altro metro. Nel 2004 la società aveva un capitale sociale di 94 milioni. Gli azionisti hanno investito denaro privato e non pubblico, pari a 148 milioni nel 2005. 8 anni dopo SAVE conta su 357 milioni. Dunque 100 milioni possono tornare nelle tasche degli azionisti. Rimane sempre il nodo che l'aeroporto è stato costruito con denaro pubblico ed è questo che ha spinto i deputati a chiedersi e a chiedere alla Camera se gli utili dello scalo debbano considerarsi del tutto patrimonio dei privati. Marchi ritiene che sia tutto regolare, non teme il governo e ha dichiarato di avere come punto di riferimento i passeggeri, le compagnie aeree e, come terzi, gli investitori.